I lavori sono durati 1 anno e mezzo, le conclusioni sono opposte. La commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio regionale Veneto sull'andamento dei contagi e dei decessi da SARS-CoV-2 in regione ha visto la spaccatura fra maggioranza di centrodestra, secondo cui la gestione della pandemia da parte di Palazzo Balbi è stata corretta, e minoranza di centrosinistra, secondo cui le oltre 8.000 vittime registrate in Veneto nella seconda ondata fra ottobre 2020 e marzo 2021 dimostrano che sono state fatte scelte sbagliate, andavano introdotte restrizioni per fermare l'ondata. Mentre tutte le altre regioni del nord, che pure erano travolte dalla medesima contagiosità, hanno ottenuto il provvedimento di chiusura, penso alla Lombardia che va in zona rossa già i primi di novembre o all'Emilia Romagna che va in zona arancione la settimana successiva, il Veneto decide pervicacemente di restare zona gialla fino sostanzialmente alle vacanze di Natale, quando il provvedimento nazionale chiude tutta Italia. È importante tornare su quel periodo, non per fare processi ma per dare risposte ai parenti delle vittime.